Siamo alla casa di riposo Umberto I di Montebelluna e qui con noi c'è il presidente della casa di riposo Giovanni Gasparetto. Ci parli un po' intanto della casa di riposo, come è strutturata, che tipo di gestione ha? Sì, allora la casa di riposo è un ente pubblico e è suddiviso in 4 nuclei principali. Questi 4 nuclei principali comprendono cioè il nucleo giallo, il nucleo verde e il nucleo blu. Sono nuclei che sono suddivisi a seconda delle patologie. E poi c'è il nucleo girasole che riguarda il trattamento delle persone che hanno l'Alzheimer. Quindi diciamo così, è una gestione abbastanza delicata, abbastanza particolare, soprattutto di tipo sociale più che di tipo sanitario. Una casa di riposo che ha oltre un secolo di vita, giusto? Sì, ha oltre 110, 111 anni di vita. Sì. Ecco, nelle case di riposo in Veneto 3 su 4 sono free Covid in sostanza. A Montebelluna, la casa di riposo di Montebelluna, risultano 0 casi di coronavirus. Sì, effettivamente è così. Noi ci siamo adoperati fin dall'inizio nel cercare di bloccare quelle che possono essere le entrate da parte del personale, familiari e quant'altro all'interno della casa di riposo per evitare la possibile diffusione di questo virus all'interno stesso. Ci siamo attivati anche nel controllare il personale in modo tale che non ci sia, diciamo così, un'entrata extra al di fuori dei familiari. Infatti ancora alla fine di febbraio, il 23 di febbraio, abbiamo vietato l'ingresso a tutti i familiari, in particolar modo dal 3 di marzo, con ovviamente un filtro da parte a livello di ingresso. Cioè vuol dire che il personale doveva diciamo così, dire le motivazioni per cui entrava, cioè il personale, i familiari, però in sostanza i familiari sono stati esclusi da qualsiasi ingresso. La continuità fra residenti e familiari è stata garantita attraverso le videochiamate, attraverso dei tablet che il Rotary ci ha regalato, e con questo abbiamo cercato di tenere i contatti con le famiglie dei residenti. Ecco, a un certo momento con i controlli a tappeto sono risultati con dei test rapidi 19 persone positive, 7 dipendenti e 12 ospiti. Sì. Vogliamo chiarire una volta per tutte questa situazione? Allora, ancora la settimana prima di Pasqua sono stati fatti in accordo con l'US, perché sono stati il personale dell'US a venire a farli, sono stati fatti dei test rapidi e si sa benissimo che i test rapidi hanno un'evidenza di negatività, ma sulle positività ci sono ancora delle incertezze. Infatti alla positività del test rapido è seguito il tampone. Il tampone discrimina quello che possono essere possibili diciamo così, interferenze di tipo virali con la presenza effettiva del virus al momento in cui si fa il tampone, in particolar modo il coronavirus. E questo ci ha confortato, nel senso che gli esiti sono stati negativi, per cui siamo rimasti contenti e un plauso c'è da fare anche a tutto il personale che si è dedicato con diciamo così, buona volontà, ammirazione, competenza e professionalità, facendo diciamo così, un gioco di squadra con tutti quelli che operano all'interno. Fin dall'inizio sono stati esclusi ovviamente i volontari per ovvi motivi. Ecco. A carattere più generale, questa brutta esperienza del Covid-19 potrà in qualche modo in futuro cambiare il modo di gestire le case di riposo? Ma sulla modalità di gestione si potrebbe anche influenzare un po' le cose, però voglio dire si è instaurato un buon dialogo con chi ci guida dal punto di vista di sanità, con l'US numero 2, per cui il buon dialogo porta diciamo così, ai benefici anche alle case di riposo stesse. Sulla tipologia di cambiamenti sarà un attimo da valutare più avanti, una volta che il tutto si è concluso.